nonno è colui che trasmette sapere, è il principio che ha ispirato 30 anni fa l'Associazione Culturale Oleudo di Sestri Levante a promuovere un concorso di poesia e narrativa dedicato ai nonni. Da 6 anni l'evento è a carattere nazionale e coinvolge studenti delle scuole primarie alle superiori in tutta Italia. Il concorso Ricerca nelle scuole, Giornata dei nonni ha vissuto il suo momento conclusivo all'Istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante, con la premiazione dei partecipanti e naturalmente dei nonni dell'anno. Tra gli elaborati premiati spicca l'opera collettiva Il passato e il presente della scuola media De Amicis Masi di Atripalda in provincia di Avellino. Nelle scuole superiori il primo premio è ex aequo ad Andrea Tosonotto con la poesia Le sue signore e Lorenzo Costa con A questa domanda, studenti rispettivamente della prima A e prima C al De Ambrosis Natta di Sestri Levante. Mentre tra gli elaborati delle scuole primarie la medaglia d'oro è andata a Dimitri Delfino, che frequenta la classe quinta a Zuccarello in provincia di Savona. Il ruolo da protagonisti è stato quello dei nonni. L'associazione Oleudo ha tributato un commosso ricordo al nonno Bruno Minardi, per molti anni impegnato nelle scuole ad insegnare lingua e cultura genovese. In sua memoria è stata consegnata una targa al figlio Maurizio, quindi un riconoscimento al padre del premio Andersen, David Bixio, scomparso lo scorso 5 agosto. I nonni dell'anno 2018 premiati nel corso della mattinata di festa e ricordo sono stati ben 4. Giorgia Santini, poetessa e abile cuoca con la dedica a poesia e cucina liguri. Sergio D'Urso, noto come Mago Joe, con la dedica a Un treno d'amore. Franco Bampi, nel 2018, nonno per ben 2 volte, con la dedica a cultura e passione per la nostra Liguria. E Vito Molinari, il regista e scrittore, con la dedica Una vita in TV con Sestri Levante nel cuore.